La norma che in questo momento regola il trasporto pubblico e quindi anche l'affollamento di mezzi è l'ordinanza che ha fatto il governatore Zaia il 13 di agosto. Quindi in questo momento vale il 100% sia di posti a sedere che di posti in piedi. Ad oggi la normativa di riferimento è quella regionale, ma sul trasporto pubblico regna ancora la confusione per mancanza di direttive chiare da parte del governo. Se dovesse valere la regola del distanziamento sociale anche all'interno dei mezzi pubblici, come da espressione del Comitato Scientifico Nazionale, il servizio per la ripartenza scolastica non potrebbe essere garantito. Se vale il principio del distanziamento sociale, ovviamente noi non riusciremo a garantire la mobilità, perché nel caso specifico avremmo la possibilità su un mezzo di una capienza del 50-60% e quindi avremmo grossissime difficoltà a garantire la mobilità per le scuole. 480 i mezzi della mobilità di Marca che oggi si siede ad un tavolo con provincia e provveditorato per definire le strategie del trasporto rivolto alle scuole a pochi giorni dal via, in virtù di esigenze e criticità portate sul tavolo dai singoli istituti trevigiani. Adeguarsi alle entrate scaglionate è la difficoltà maggiore, non tanto per la mobilità urbana, i cui tempi e percorrenze sono ridotti, quanto per l'extraurbana che a fronte di un ingresso alle 8 e uno alle 9, ad esempio, non riuscirebbe a compiere il medesimo tragitto 2 volte. Ci possono essere delle soluzioni alternative, l'utilizzo per esempio di mezzi dei privati può essere un'alternativa, però è un problema anche di risorse, perché questo vuol dire impiegare risorse diverse da quelle che abbiamo.